54 anni fa, in una casa di Orgosolo, nacque Salvatore Elias, l'allevatore, all'epoca dei fatti 41enne, scomparso la notte tra il 25 e il 26 agosto del 2008 nelle campagne di Montresta, centro della Planargia, dove Salvatore lavorò per 6 anni in un'azienda come servopastore. Proprio lì, davanti alla casa colonica, venne ritrovata chiusa la sua auto, una Fiat Punto Nera. Non le auguro neanche al cane di quello che stiamo vivendo. Ci ha distrutto. Le ultime persone che videro Salvatore la notte del 25 agosto furono un barista di Montresta e un amico, poi il nulla. Fu il proprietario dell'azienda dove Salvatore lavorava a denunciarne la sua scomparsa il 27 di agosto. Nonostante le ricerche e gli accurati appelli, oggi, dopo 13 anni, la famiglia vive ancora di incertezze e impunità. La sorella, Nicoletta, che abbiamo incontrato, crede che il fratello non si sarebbe mai allontanato volontariamente, lasciando nell'angoscia e nel dolore la sua famiglia. Senza sapere dov'è, se fosse in cimitero almeno assieme con mio padre, anche mio padre se n'è andato, ha sofferto molto senza sapere la verità di suo figlio. Almeno ci dicano dove sono i suoi resti, è l'appello che Nicoletta rivolge con una voce intrisa di tanta sofferenza. Nicoletta, innanzitutto grazie per aver accettato il nostro invito. Sono trascorsi 13 anni dalla scomparsa di tuo fratello, Salvatore Elias. Ci puoi dire che cosa tu sai, cosa la famiglia sa della sua scomparsa e quando tu l'hai visto l'ultima volta? Purtroppo siamo sempre a punto a capo. Si sono passati tutto questo tempo, non abbiamo mai saputo niente della scomparsa di mio fratello. Abbiamo fatto di tutto per cercarlo, appelli, giornali, ma nessun esito purtroppo abbiamo avuto. Purtroppo se siamo ancora qua vuol dire che non sappiamo proprio niente, è per quello che noi ci vogliamo rivolgere alle persone, se qualcuno sa, ci dica almeno di portarcelo, almeno i resti, almeno riposare con mio padre, che purtroppo se n'è andato senza sapere la verità. L'ultima volta che l'ho visto è stato il 23 di agosto del 2008, il giorno della processione dell'Assunta, perché lui era molto devoto alla Madonna e ci teneva a rientrare in paese. Dal giorno, io dalla sera all'indomani mattina l'abbiamo sentito, era tranquillo, ci aveva fatto buon viaggio perché da paese a Montresta sono 180 km, quindi ci vuole tempo arrivare e ogni mattina mia mamma lo chiamava per sapere come stava. Se aveva fatto buon viaggio, era tranquillo, però non ce lo immaginavamo che capitava questa disgrazia. Non le auguro neanche al cane di quello che stiamo vivendo. Ci ha distrutto. La nostra vita è cambiata senza sapere dov'è. È un vuoto incolmabile. Ti fai sempre la notte quando comincia a far buio. E dov'è? Chissà dov'è. Perché non sappiamo più dove sbattere la testa. Purtroppo. Voi sapete solo che Salvatore è scomparso la notte tra il 25 e il 26 agosto del 2008. Sì. Non sapete altro? No. Non avete Non mai abbiamo avuto nessuna notizia. ricevuto risposta, Niente. qualcuno che vi ha detto qualcosa? No, nessuno. Purtroppo nessuno. Si è volatilizzato lui, come se l'abbia inghiottito la terra. Salvatore lavorava in un'azienda agricola di Montresta da 6 anni, viaggiava ogni 3 giorni perché poi insomma la voglia di stare con la propria famiglia era Sì. tanta, quindi preferiva comunque Stare con viaggiava. la moglie e con la figlia, sì. Che ricordo hai tu di tuo fratello? Avete 14 anni di differenza? Sì, voi? io ho ricordi buoni, era una persona di carattere buono, molto affettuoso,
si preoccupava delle persone, aiutava anche le persone in difficoltà, era molto estroverso, allegro. Ho buoni ricordi di mio fratello, anche dall'infanzia, da quando ero piccola, e avevamo 14 anni di differenza, lui ero la più coccolata di famiglia, ero l'ultima che era arrivata e mi coccolava, mi aiutava anche da bambina. Avevamo un buon rapporto con lui. Com'è cambiata la tua vita e quella di tua mamma? Molto, molto ci è cambiato. Perché senza sapere dov'è, se fosse in cimitero almeno assieme con mio padre, anche mio padre se n'è andato, ha sofferto molto senza sapere la verità di suo figlio. Mia mamma sta soffrendo ogni giorno, si sta ammalando, senza sapere che fine ha fatto il figlio. Almeno ha detto che sono viva io, ditemi dov'è, almeno andiamo in cimitero a mettergli un fiore, dirgli una preghiera, ma così non si dà pace anche a mia mamma. Non so cosa dire. Vi siete sentite sole? Sì, un po' sì, però ci hanno aiutato anche, dai. Moralmente le persone ci hanno aiutato. Tua mamma e tu avete davvero fatto, tuo fratello, fatto di tutto per avere cercarlo. risposte che poi purtroppo non sono arrivate, ma avete fatto davvero di tutto e la speranza comunque è sempre viva. Sì, la speranza è sempre viva di ritrovarlo, almeno i resti. Non chiediamo altro, almeno i resti, di riposare assieme a mio padre. Ormai abbiamo fatto di tutto, non sappiamo più che fare. È la speranza di Gesù Cristo. Ci affidiamo, abbiamo la fede, ci affidiamo a Gesù Cristo, Antonia Mesina, la beata che abbiamo in paese. Altra cosa possiamo fare? Purtroppo sono 13 anni. Nicoletta, secondo te Salvatore si è allontanato volontariamente? No, secondo noi no, perché non aveva motivi di andarsene, era molto legato alla famiglia. No. Dopo 13 Poi anni? Dopo 13 anni uno si sarebbe fatto vivo, non avrebbe lasciato alla famiglia così soffrire. Non era la persona, proprio il tipo di persona che ci faceva far soffrire così, no. Quello è da escludere. Tuo fratello quando l'hai visto alla festa come ti è sembrato? Stava bene? No, tranquillo. Era molto tranquillo, non ne ho visto atteggiamenti strani. Era tranquillissimo. Come previsto dalle norme, Nicoletta, è stata dichiarata la morte presunta. Come avete preso voi quest'altra notizia? Non molto bene. Cioè, da un lato lo sapevamo ormai, dopo 13 anni che una persona non è viva, che ormai non c'è più speranza di essere vivo, almeno quello. Tua mamma cosa ti chiede? La mia mamma ormai si sta lasciando andare, vuole solo vederlo in cimitero, visitarlo in cimitero assieme a mio padre, altra cosa non chiede. Sta sempre la speranza di ritrovarlo. Altra cosa non chiede altro. Ormai le sue forze se ne stanno andando, non ha più voglia di niente. Non vuol sentire niente, né una festa, né un'allegria, non vuole sapere più niente. È sempre triste. Io mi sono sposata quest'anno, a marzo, e nel comune non abbiamo fatto niente, perché non me la sentivo io di fare festa. 9 annos de dolore e de turmento, da cusas días trágicas de augusto, daedando a cada mes augusto torra de incancellabile esamento. Casor mortores dolo no antento, cando dottus a idda chiz infusto, ha pregado, implorado in tempor giusto,
pro Salvatore unu clarimento. Nende s'avvizza, si sposa e sa mamma, ascurtadu an sapellus orrivales, pro l'accende de che era una fiamma, de su 67 orfedales, galo aturdidos da su tristu dramma, lamentan lastimosos solidales.